Il grande freddo in Sardegna continuerà fino a giovedì, a dirlo l'ufficio meteo dell'Aeronautica Militare di Decimomannu. Ancora per qualche giorno la Sardegna, soprattutto nella parte centro-settentrionale, dovrà convivere con temperature molto basse e con la neve, seppure sopra i 1000 metri, nella notte tra martedì e mercoledì. Nella notte tra lunedì e martedì la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero in numerose località, a partire da Ilorai, nel Goceano, che ha registrato la temperatura record di meno 10,1 gradi, tallonata da Villanova Strisaili, meno 9,9 gradi. A partire da giovedì le temperature saliranno grazie all'arrivo dell'anticiclone atlantico sul Mediterraneo, anche se sabato tornerà il maestrale che porterà forti raffiche di vento e possibili mareggiate. La Polizia di Stato ha nel frattempo diffuso i dati relativi all'impegno profuso nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Nuoro, in collaborazione con la Prefettura, ANAS e con i sindaci del territorio, nel corso dell'emergenza neve. Oltre 22 le pattuglie al giorno sulle principali arterie extraurbane, che hanno reso possibile l'azione dei mezzi spargisale e spazzaneve e operando in totale 46 soccorsi stradali. Un impegno, come dichiara Telesardegna il comandante della Polizia Stradale di Nuoro, Leo Testa, che in sinergia con il compartimento di Polizia Stradale della Sardegna rende possibile la presenza capillare di 20 pattuglie al giorno sul territorio e che, nonostante non sia più attivo il distaccamento di Fogni, consente un'attività efficace di monitoraggio della sicurezza sulle strade di un territorio estremamente ampio che va ben oltre la stessa provincia storica di Nuoro. La Polizia Stradale ricorda agli automobilisti che devono mettersi in viaggio nei prossimi giorni ed informarsi preventivamente sull'allerta meteo, nel caso di previste condizioni meteo avverse, di viaggiare solo se strettamente necessario e solo con i dispositivi appositi, pneumatici invernali e catene a bordo.